era troppo bello per essere vero, voglio, era troppo bello per finire in gioia questa partita, che il Napoli vinceva 1-0, sembrava troppo facile, no? Tanto alla fine si sapeva che ci doveva essere qualcosa, che poteva pareggiare l'Inter, no? Qualche episodio, qualche giocata dove poteva sbagliare il Napoli e segnava l'Inter. Tutto il mucchione, tutto il mappazzone lì in area, Eriksen da fuori e fa il pareggio. E te pareva, i soliti Mario Rui, il solito Fabio Arruzzi che cala e perde più di un pallone, fa un ottimo primo tempo, poi nel secondo tempo si ritrova il solito Fabian. Ragazzi, che vi devo dire? Poi la traversa, l'incrocio dei pali nel finale di Politano. La partita c'è stata da parte del Napoli, però mi aspettavo di più in fase offensiva. Mertens è entrato e non ha toccato un pallone. Osimhen bene nei movimenti, ma non l'ho visto tirare in porta nemmeno una volta, nemmeno un mezzo tiro ha fatto. Chi salvo del Napoli in fase offensiva? Ragazzi, in posto stava Politano, che ha fatto una grande prestazione, oltre che è andato vicino al gol, appunto con l'incrocio. Chi è entrato? Mertens e Osimhen, come ho detto, le due punte non sono state all'altezza. Insigne che ha fatto una grande partita, secondo me più in fase difensiva a recuperare, a dare una mano alla fase difensiva a recuperare i palloni, però in fase offensiva sì, destro, sinistro, ha creato dando pallone agli amici a portarli al tiro, però lui si è visto poco, anche lui a tira in porta, non ha fatto niente verso la porta. Poi per il resto sì, ha fatto una partita ad aiutare molto la squadra, però alla fine di conclusione nulla, non ha tirato in porta, è quello che Zelinski tra i migliori un'altra volta, così come Demme. Insigne, Demme e Zelinski secondo me i migliori in campo, però ragazzi bisognava tirare di più in porta, il Napoli ha tirato poco in porta. Brava l'Inter a difendersi bene e combatte, sì, ha fatto il pullman dietro l'Inter, perché ragazzi nel primo tempo dite quello che volete, l'Inter era tutto piazzato lì in difesa, barricato, e poi ripartiva con Lukaku, Lautaro in velocità, Barella, lo stesso Barella, dove Meret ha salvato il possibile pareggio nel primo tempo. Tanto alla fine comunque è arrivato il pareggio da parte dell'Inter, ma l'Inter diciamo che nel primo tempo, dopo prima di subire il gol, giocava di contropiede, era tutta lì ad attendere in fase difensiva e poi ripartiva di contropiede. Solo nel secondo tempo, appunto, dopo preso il gol dal Napoli, l'Inter è venuto fuori da grande squadra che è, perché l'Inter è una grande squadra, è venuta con i coglioni a Napoli e si è preso un pareggio, alla fine anche meritato, ragazzi, perché il Napoli non è che abbia creato chissà che cosa, diciamo la verità. Mi aspettavo molto di più, sono deluso di questa cosa perché mi aspettavo di portarla a casa, perché noi questo pareggio a dove ci mettiamo questo pareggio? Che ci facciamo con un pareggio? Che ci facciamo con il pareggio? Perché la Juventus ha perso, ma l'Atalanta è l'Atalanta che doveva perdere o pareggiare, invece l'Atalanta addirittura ha vinto con la Juventus, e la Juventus a questo punto un pareggio del Napoli è oro che cola per la Juve. Perché la Juve ha perso, il Napoli ha pareggiato, ragazzi. Guardiamo in faccia alla realtà, questa era una vittoria importante per noi, fondamentale, perché nonostante abbiamo pareggiato con una squadra fortissima che è l'Inter prima in classifica, che siamo a 15 punti, non so, dovevamo vincerla, ragazzi. Perché se vuoi stare in corsa per il quarto posto, tu vincevi, andavi a pari punti con la Juventus, allora mettevi pressione sia alla Juve che all'Atalanta e ce la potevi fare ad arrivare quarto, ma così le cose si complicano più di quello che erano complicate. Cioè, è difficile, ragazzi, ora a questo punto è difficile, non dipende da noi, ma dipende, a parte che noi le dobbiamo vincere tutte, e sperare però, sperare che lassù fanno passi falsi, perché se lassù non fanno passi falsi, tu le puoi vincere anche tutte quante, ma non arriverai quarto, e questo è il fatto. Mentre se tu battevi l'Inter, stavi con la Juve lì, allora bastava un pareggio alla Juve, oppure tu facevi più reti della Juventus e ci andavi tu, per la differenza reti ci andavi tu al quarto posto, ma ora non è più così, le devi vincere e sperare, capito? È più complicato di quello che era, capito? E niente ragazzi, deluso perché al di là della prestazione che sì,
ma troppo, ragazzi, sempre la stessa cosa, passaggini indietro, ritorni indietro, in avanti, sempre così, ragazzi. Poi ricordiamoci che anche l'Inter ha preso una traversa con Eriksen che viene deviata da Lukaku nel primo tempo. Comunque sono stati pericolosi in un paio di occasioni anche loro, ma come noi, come dall'altra parte noi, loro con quella traversa e con Barella, noi comunque con qualche tiro da fuori, ragazzi, con Insigne che poi fa la papera Andanovic. Insomma, direi tutto sommato il pareggio è giusto, ragazzi, perché non è che abbiamo poi il palo nostro, appunto, l'incrocio di Politano. Ragazzi, tutto sommato pareggio giusto, ragazzi. Non vedo una squadra che è stata superiore, secondo me. Sì, a livello di possesso palla, no, poi nulla di che, ragazzi. Poi il rigore non c'era, quello su Zelinski, perché ovviamente l'hanno fatto rivedere. Zelinski praticamente tocca a lui De Vrij. E niente ragazzi, niente, mi aspettavo molto di più dal Napoli, era importante vincere, invece non ci siamo riusciti. Fatemi sapere voi, insomma, cosa ne pensate nei commenti, lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto se non l'avete ancora fatto, ragazzi, almeno fate un messaggio, datemi messaggio e iscrivetevi al canale di Napoli, l'87. Mo volevo mangiare il serpente, volevo mangiare il serpente alla brace, invece mi sono avvelenato, cioè... Mi sa che ho sbagliato il serpente, ma ho mangiato la vipera e mi sono avvelenato, ma veramente, perché sto pareggio sa di amaro, non sa di dolce, sa di amaro. Voi direte sì, ma ha pareggiato con una squadra fortissima, ok, ma il Napoli doveva fare più di quello che doveva fare, che ha fatto, di più ragazzi, di più, doveva vincerla sta partita. Riguardo l'Inter, ragazzi, è campione d'Italia. E con questo è tutto ragazzi, buonanotte a tutti amici, da Napoli 87 e come sempre voglio, forza Napolese.